un caos mediatico stamattina, tutti i giornali, cioè un casino. Ieri sera usciamo dal consiglio, siamo lì nell'atrio, lei è seduta sul bracciolo di un divano, io arrivo lì per chiacchierare, la spingo per la spalla, lei si siede sul divano, io mi siedo nel bracciolo, cominciamo a chiacchierare anche con altre persone, del più, del meno, insomma battute eccetera, come facciamo di solito, e poi ci siamo salutati e tutto tranquillissimo, ciao ciao eccetera, e dopo mi sveglio stamattina con questo casino. Veramente non capisco cosa sia successo. Gio Formaggio non capisce cosa sia successo. Ripercorre quegli attimi trascorsi nell'atrio di Palazzo Ferrofini, proprio davanti all'aula del Consiglio regionale Veneto. È lì che Milena Cecchetto si sarebbe sentita molestata. Lei, consigliera della Lega, lui di Fratelli d'Italia, entrambi vicentini ed ex sindaci, lui di Albettone, lei di Montecchio Maggiore. Si conoscono da 14 anni, ma questa volta qualcosa nel rapporto tra i due si spacca. Di molestia si può parlare perché comunque lui ha dichiarato di avermi spinto sul divanetto, quindi non è un toccare una spalla o comunque un gesto, voglio dire, non controllato. Mi ha spinto sul divanetto e quel bacio che lui dice di avermi dato sulla guancia per andare via non era proprio così ricambiato e così affettuoso come lui vuol far credere. Molestie, ma stiamo scherzando? Battute eccetera come al solito, ci siamo salutati, ci siamo baciati, però non capisco veramente cosa sia successo, nel senso io non ho fatto nulla. La vicenda esplode proprio nel giorno della festa della donna. Gio Formaggio, da prassi politica, valuta di autosospendersi da Fratelli d'Italia. Intanto il presidente del Consiglio regionale convoca l'ufficio di presidenza che esaminerà la vicenda. Insomma, scatta un'indagine interna e la stessa Milena Cecchetto non esclude di intraprendere altre iniziative. Io valuto eventuali iniziative per tutelare la mia persona e la mia immagine. C'è da dire una cosa, sono rimasta spiazzata io che ho un carattere comunque strutturato e forte. Per la prima volta capisco perché per le donne è così difficile denunciare e oggi mi rendo conto della paura di intraprendere determinati percorsi. Ho provato a contattare Milena adesso con tutto sto casino, magari mi risponderà domani, dopodomani, perché veramente voglio parlargli, non so se ho urtato la sua sensibilità con qualche battuta, gli chiederò anche scusa, ma veramente non vedo l'ora di vederla a quattro occhi, parlarci, perché non ho nulla da nascondere, nel senso è un'amica, è una grandissima amica, abbiamo fatto cene, abbiamo fatto campagne elettorali, abbiamo fatto di tutto assieme. Sono 14 anni che io con Milena lavoro in politica. Cioè, sembra un incubo.